anche gli scienziati della NASA confermano che questo prossimo ciclo solare sarà il più debole degli ultimi 200 anni. Quindi in effetti ci sarà proprio un minimo, non di Maunder, però ci sarà un periodo davvero che il Sole sarà davvero al suo minimo minimo. Non capitava da oltre 200 anni e quindi questi sono cicli in effetti, quindi ogni ciclo dura 11 anni e adesso è il ciclo che proprio quello più basso che diciamo è stato negli ultimi 200 anni e grazie anche a questo minimo solare gli scienziati vogliono mandare di nuovo l'uomo sulla Luna, grazie anche perché il Sole non irradierà fortemente diciamo con i suoi getti di plasma e di calore di radiazione e quindi vogliono di nuovo mandare l'uomo sulla Luna perché il Sole è al suo minimo, anche se gli scienziati non sono tanto d'accordo su cosa potrebbe succedere perché molti sono convinti che porterà una miniera glaciale, però non è che neanche loro ragazzi sanno che cosa succederà, quindi pensiamo un po' come stiamo messi qua. Gli scienziati sanno solo che il Sole sta per entrare in un periodo di raffreddamento, questo è quello che loro dicono, quindi però non sanno realmente che cosa può succedere. Diciamo che durante il massimo solare il Sole emette più calore e quindi ha più macchie solari, quando invece cizza al minimo produce meno calore a causa di una diminuzione delle onde magnetiche, come in questo caso. Diciamo che nel 2020 si avrà il massimo del minimo solare, cioè il 2020 l'anno prossimo il Sole entrerà diciamo in una specie di letargo, chiamiamolo così, va, e quindi si potrà avere, come tutti dicono, il famoso minimo di Maunder che ha visto per 70 anni condizioni fredde estreme, però ragazzi non è detto in effetti, quindi nemmeno loro lo sanno. Diciamo che si sta sviluppando questo minimo dal 2019, cioè da questo anno, e quindi il 2020 entrerà proprio diciamo nel suo minimo. Non si sa per quando durerà, quindi neanche loro sanno come sarà, figuriamoci, però dicono che sarà il più debole degli ultimi 200 anni. Però data e tutto questo non lo sanno, però loro approfittano di questa situazione per fare viaggi nello spazio, per mandare di nuovo l'uomo sulla Luna, anche se ragazzi sinceramente io non credo mai che l'uomo sia stato sulla Luna, vabbè, ma questo è tutto un altro argomento. Quindi loro hanno detto che grazie al Sole che è al suo minimo manderanno di nuovo l'uomo sulla Luna perché così ci sono meno radiazioni, ma io sinceramente non credo che l'uomo sia stato mai sulla Luna oppure che abbia passato lo spazio, ma non perché io credo che la Terra sia una cupola. Partiamo da questi ragazzi, io non credo che la Terra è piatta, quindi partiamo da questo, che non ci sta la cupola sopra di noi che nessuno entra e nessuno esce, no, è semplicemente che come ben sappiamo ragazzi ci stanno le fasce di Van Allen che sono delle fasce altamente radioattive che, ciao Massimo, diciamo da queste fasce di Van Allen non passa quasi nulla, cioè là ci stanno radiazioni mortali. Già per un computer in una navicella passare di là è un compito arduo, figurarsi se può passare un essere umano. Quindi in effetti negli anni 20-30 mandavano tipo gli animali a fare questi esperimenti mostruosi, quindi non credo che abbiano mandato gli uomini ragazzi, quindi non lo credo proprio. Ciao Amelia, ciao Massimo. Quindi perlomeno credo che l'uomo non sia stato mai sulla Luna e quel famoso allunaggio era tutto un set cinematografico, perché fateci caso ragazzi, da allora poi l'uomo non è andato più sulla Luna, sono andati diciamo come si chiamano, sì, la sonda
la sonda sì, ha fotografato l'impronta, però Massimo dobbiamo vedere sempre se non è tutta una montatura pure quella, capisci? Cioè io personalmente non sono tanto convinto, guarda che quella, diciamo, quella piede sulla luna, io posso pensare pure che è tutta una finzione, in effetti, è tipo un film. Io non mi fido tanto degli americani, non lo so. Guarda, ti dico una cosa, se sarebbero stati i cinesi o i giapponesi ad andare sulla luna, io ci avrei creduto, guarda. Ma gli americani proprio no. Non è per un fatto di fiducia, è un fatto di cosa, perché nascondono sempre tutto, quindi non credo che sia andato in quel tempo sulla Luna, credo che forse sia andato dopo, forse, ma non in quell'anno lì. Molti sostengono che non ci siano proprio andati, quindi ci sta un dibattito su questa cosa. Quindi hanno detto che nel 2024 manderanno di nuovo gli uomini sulla Luna, perché grazie a questo minimo solare potranno andare via. Sì, sì, è un caso diciamo particolare, Massimo, non puoi dire è andato, non è andato, come si dice, se non vedo, come sta Tommaso, se non vedo non credo, ma non si tratta di questo, si tratta che ci sono troppe cose che nelle fotografie sono state rilevate sbagliate, come pure le ombre non dovevano stare dove dovevano stare, cioè questi l'hanno fatto gli esperti, non io, cioè quando sono atterrati sulla Luna, delle ombre nei caschi, delle ombre degli uomini, in base a come è la vita nello spazio, dovevano stare in una certa maniera. E molte foto che poi hanno fatto stesso loro, non è che le abbiamo fatte noi, che hanno pubblicato poi sul sito della NASA, dagli esperti, diciamo, risultano sbagliate, cioè le ombre non dovrebbero stare come stanno in quelle foto, in base all'atmosfera che ci sta sulla Luna e tutto, quindi quindi diciamo che così, ragazzi, questi purtroppo l'hanno fatto gli studiosi, queste teorie non le abbiamo fatte noi. Loro hanno detto che l'ombra doveva essere in modo distorto, che quando è saltato l'uomo sulla Luna non si doveva alzare la polvere, cioè sono tante cose. Quindi è strano che nel 69 l'uomo sia stato lì, perché parliamoci chiaro, nel 69 non stava la tecnologia di oggi, ragazzi. Oggi si mandano sonde, telescopi Hubble, sonde tutte queste tecnologie ci sono adesso. Però nel 69, ragazzi, è tipo come un uomo della pietra che aveva la bicicletta, più o meno, tanto per dire. Quindi la vedo un po' difficile, che credo che l'abbiano fatto per la cosa contro la Russia, contro la Cina, per far vedere che loro erano forti, avevano forte tecnologia, quindi è stata fatta una montatura per far vedere agli avversari che loro hanno tecnologie davvero avanzate rispetto a loro. Secondo me è stata tutta un'opera per far mettere paura alle altre nazioni, che dicono vedi questi che cosa hanno per arrivare sulla Luna, hanno tecnologie, quindi l'hanno fatto tipo, capire, una competizione tipo tra gli stati che ci sono in tutto il mondo, Giappone, Russia, Stati Uniti, l'hanno fatto per far vedere al mondo intero la forza che loro sono, quindi credo che sia stato fatto su questa base qui, che poi ragazzi posso pure sbagliare, si può darsi che sono andati veramente, però sono tanti e tantissimi scienziati, ufologi, non sono io che lo dico, io ho letto tanti argomenti su questa cosa, difatti ci sono tante foto che ti spiegano che l'ombra non doveva stare lì, che nel casco di uno degli quelli che sono scesi sulla Luna c'era riflessa una telecamera, quindi ci sono tante cose che non tornano, quindi qualche cosina di imbroglio c'è stata al finale, che poi, come dicono tutti quanti, il fatto del piede sulla Luna, sì, sì, sì. Quindi Massimo può darsi, non è una sicurezza, però è 50 e 50 l'opzione, sono arrivati oppure no, quindi rimane un dubbio. Mi hanno detto che siccome il sole è al minimo,
loro adesso andranno sulla Luna. Vediamo stavolta se ci faranno vedere la diretta degli uomini che scendono sulla Luna. Aspettiamo il 2024, sperando che siamo ancora vivi. Quindi la faccio, non ti preoccupare, Medusa, trovo qualcosa di sfizioso, però la faccio, non ti preoccupare. Lo so, ma sono parecchi a me che non credono che siano andati, non sei la solo. Sì, guarda, è più no che sì comunque, Massimo, perché il 69 sta tecnologia molto avanzata di oggi, ragazzi, ma dove stava? Non esisteva nulla all'epoca, il 69. Tanto stavano uscendo i primi motorini, le prime cose, diciamo. Il video della tartaruga lo faccio mo che compro l'acquario, voglio pigliare un acquario piccolino, voglio metterlo, tipo fare una tartarughiera, la voglio fare io, no? Con un pezzo di legno, sta cosa, e poi faccio il video, non ti preoccupare. Sì, sì, ma guarda, allora se l'uomo era andato sulla Luna, secondo me, allora se 69 l'uomo era stato davvero sulla Luna, Massimo, io sono convinto che oggi avremo una base sulla Luna, cioè avremo una base nostra già posizionata sulla Luna, cioè tipo una casa sulla Luna che tutti quanti, diciamo gli astronauti naturalmente, potevano andare là per fare ricerche, queste cose qui particolari, per studiare meglio lo spazio. Quindi penso che da quel 69 fino al 2020, che stiamo quasi a momenti, penso che una base spaziale sulla Luna l'uomo la doveva fare. Invece no, è andato il 69 e poi non è andato più. Quindi credo che qualcosa non va come deve essere. Vabbè ragazzi, vi saluto. Quindi il sole il prossimo anno, anzi a partire già da adesso, il prossimo inverno, sì, potevano raccogliere e fare, diciamo, analisi della formazione della Luna, camminare con un rover e esplorare un po' la zona, cioè potevano fare tante cose. Invece sono andati là, hanno messo il piede, hanno messo la bandiera e sono andati via, guarda caso. Cioè, dai, è come un mordi e fuggi. No, io quando la sento non mi piace a me la verità, me tu. Vabbè, ma questo è un problema di tutti, ognuno di noi quando sente la propria voce non piace. Anche se tu senti la tua voce, la senti e dici mamma mia quanto è brutta sta voce. Vabbè ragazzi, ci sentiamo più tardi e al prossimo video. E buon appetito a tutti ragazzi, tanti orari, io le so, le 2 meno 20. Ciao ragazzi.